Buongiorno, focus, bollettino, culture erbacee, aggiornamento. Piralide. La terza generazione della piralide è la più abbondante con un buon potenziale di danno nei confronti delle culture suscettibili, è in pieno corso. Sono state registrate catture significative di adulti ed anche la densità di ovature nei campi comincia a essere significativa. È quindi opportuno ora, nelle culture suscettibili, come il mais di secondo raccolto, procedere a un campionamento per verificare la densità di ovature e quindi decidere se è necessario fare un intervento. Le modalità di campionamento e le soglie di danno da considerare per decidere gli interventi sono pubblicate nei bollettini e quindi vi invitiamo a leggerli con attenzione per poi procedere. Consideriamo anche che il terzo principio della difesa integrata ci dice che qualora individuiamo popolazioni di un'avversità sopra la soglia, dobbiamo valutare l'esistenza di un'alternativa ai prodotti chimici di sintesi. Nel caso specifico della piralide abbiamo a disposizione prodotti a base di Bacillus thuringiensis che funzionano bene e che possono sostituire i trattamenti con insetticidi chimici di sintesi. Consideriamo che c'è un ulteriore vantaggio nell'usare questi prodotti alternativi, il vantaggio di non abbattere le popolazioni di antagonisti di altri insetti dannosi o di altri fitofagi dannosi e quindi ridurre il rischio di avere fitofagi secondari, come per esempio gli acari, il ragnetto rosso o gli afidi, a danneggiarci la cultura, soprattutto se uso insetticidi non selettivi posso andare incontro a questo problema, quindi valutiamo bene. Cimice asiatica, come è stato evidenziato nella precedente puntata del Focus, abbiamo tutti gli stadi di sviluppo della cimice in campo, abbiamo anche parecchi adulti in alcuni appezzamenti. L'attenzione è quella di visitare gli appezzamenti lungo i bordi con zone naturali, con siepi, con piante spontanee e vedere se nei bordi ci sono densità importanti di adulti, questo o di altri stadi di sviluppo. Questo ci aiuta a capire se c'è veramente un rischio. Normalmente ci vuole tempo affinché la cimice entri nel campo. Quindi seguite i bollettini, vedete le istruzioni per l'uso e valutate bene prima di fare i trattamenti, perché la stessa problematica di abbattimento delle popolazioni di antagonisti di altri fitofagi che possono danneggiarci la cultura c'è e quindi i trattamenti vanno fatti solo se è necessario e evitando di avere degli effetti collaterali. Alla prossima!